un'edizione importante, quella di Risosteria, che vede ovviamente questi giorni protagonista non solo il riso Vialone Nano IGP veronese, che ovviamente è un prodotto di qualità e di eccellenza nel territorio di Isola Scala, di tutta la provincia, e ovviamente rinomato a livello nazionale. Un prodotto eccellente, dicevo, che avrà una serie di sposalizi con altri prodotti, non solo del territorio veronese e veneto, ma anche dei territori vicini. Credo che sia un bel modo per stare non solo insieme con questi giovani che saranno davvero i protagonisti di un'organizzazione, di una serie di eventi, di tutta una serie di attività che si li vedranno coinvolti come protagonisti, ma che coinvolgeranno tantissimi cittadini. Io credo che la riscoperta e tradizione del territorio, evidenziando i prodotti, ma stando anche attenti a quello che può essere un messaggio sociale che lanciamo, non solo nel coinvolgimento di questi ragazzi, ma anche ovviamente nei confronti del talk, che sarà un'opportunità per approfondire ancora, riaffermare la violenza contro le donne. Ma credo anche che questa formula che oggi noi andiamo a riscoprire in questa quarta edizione mette in evidenza anche la qualità del territorio con i prodotti di artigianato e con quella voglia di stare insieme, con lo spirito di comunità, che ovviamente sarà l'elemento vincente. Quindi il mio invito è andare a sostenere Risosteria, sostenere questi ragazzi, ma soprattutto anche l'opportunità di degustare ottime qualità di prodotti, ma soprattutto delle ricette che possono essere davvero uniche nel suo genere. L'associazione nasce proprio per impegnare e valorizzare i giovani sul territorio isolano. Siamo arrivati alla quarta edizione di Risosteria e sarà una rete di collaborazioni, perché quando Isola Young organizza eventi, crea collaborazioni, quindi con le attività, con le associazioni e anche con alcune realtà come Nostalgia Artigiana. Soprattutto la novità di quest'anno sarà la collaborazione con l'istituto alberghiero ENAIP, dove classi di ragazzi si cimenteranno a cucinare i risotti, che saranno 4 risotti quest'anno in degustazione: il nostro classico risotto all'isolana, il risotto del Guinness World Record, ovvero Amarone e Monte Veronese. Ci sarà la possibilità di assaggiare anche asparagi e polvere di crudo e rapa rossa e bufala, tutto cucinati dai ragazzi dell'ENAIP e dei ragazzi di Isola Young. Inoltre ci saranno tantissimi eventi musicali. Partiamo al venerdì con Voglio tornare negli anni '90, un format che va tantissimo. Sabato ci sarà Jano Music Machine, domenica chiudiamo a mezzogiorno con i balli country, poi dopo talk show a Navagli e in serata DJ set, quindi ci sarà per tutti i gusti. È una delle grandi novità di questa edizione, perché avremo gli amici della confraternita dello spiedo tradizionale bresciano che verranno appositamente a fare lo spiedo, lo prepareranno alcuni giorni prima perché c'è una preparazione lunga e complessa, e poi il sabato e la domenica, e solo in quei 2 giorni lì, si potrà assaggiare dopo 8 ore di cottura. E poi l'altra novità riguarda invece la territorialità veneziana. Avremo il fritto misto di laguna preparato dalla Locanda Zanella, che è uno dei locali più rinomati del litorale di Cavallino Treporti. Quindi abbiamo creato questo mix, ho colto l'invito di Antonio Ruotolo per allargare i confini gastronomici, ma per allietare comunque nello stesso modo, e forse anche di più, il vostro palato. Il Lions Club è un'organizzazione internazionale nata più di 100 anni fa, presente in più di 200 nazioni, e si impegna soprattutto sul campo sociale e culturale. E quest'anno, quarta edizione di Risosteria, Sì. come sarete protagonisti? Saremo protagonisti con offrendo la possibilità all'organizzazione di avere Anna Vagli presente, che farà una conferenza che sarà un po' un'intervista con una giornalista, che riguarderà comunque il problema grosso dei femminicidi. Come abbiamo già fatto in precedenza, in novembre è venuto Gino Cecchettin. Noi collaboriamo sempre come Lions Club con la fiera del riso, sia d'estate che in inverno. Poi, come nostro statuto, noi tutto quello che riusciamo a raccogliere lo diamo in beneficenza sul territorio, siamo sempre presenti e noi facciamo quello che possiamo.